La giunta Manildo perde pezzi. Oggi 2 consiglieri gli hanno detto addio. Sono Domenico Zanatta e Daniela Zanussi, entrambi del PD. Sostengono di non riconoscersi più nel sindaco e nella sua amministrazione, ma le perdite non finirebbero qui. Ben altri 4 consiglieri, con l'assessore Luciano Franchini e il presidente del Consiglio Comunale Franco Rosi, sarebbero pronti a prendere il largo. Si tratta di Pretti Gorza, Tiziano Casagrande, Giovanni Negro e Said Caibi. La discontinuità col passato va rimarcata e va confermata sempre di più. Il progetto Treviso Bene Comune era questa cosa qui. Decidiamo assieme se portarlo avanti? Le conseguenze sono facilmente intuibili. La giunta Manildo rischia di avere i giorni contati. Qualcuno parla addirittura di ore contate. I 2 consiglieri usciti dalla maggioranza, Domenico Zanatta e Daniela Zanussi, hanno deciso di costituirsi in gruppo che hanno chiamato Sinistra Civica. Il pretesto di tanta diaspora sarebbe il giro di deleghe deciso da Manildo, di cui quasi tutti sono scontenti. Io sono abituato a pensare in questo modo. Un progetto, una visione, un progetto e un uomo al comando. Il mio uomo è il sindaco, lui deciderà cosa fare. Con Giovanni Tonella pronto a dimettersi da capogruppo PD, in realtà a far precipitare il tutto sarebbe la recentissima debacle elettorale del Partito Democratico. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, un percorso in cui la Lega Nord, anche nella nostra città purtroppo, ha avuto un risultato politico importante. Per cui alzare la testa, cambiare passo e iniziare seriamente a pensare al 2018 oggi diventa essenziale. Domani conferenza stampa del sindaco, se ne saprà qualcosa di più, soprattutto relativamente all'urbanistica, che pare proprio essere il pomo della discordia.